Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritornati, era un po' di tempo che non ci vedevamo, con Massimiliano Schiavon, Presidente Federalberghi Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tra l'altro imprenditore, per cui è nel settore perché ci lavora attivamente con delle strutture alberghiere collocate in località strategiche e quindi può darci anche un po' il punto della situazione. Sì, è prestissimo per fare dei bilanci e delle considerazioni effettivamente per le festività pasquali che sono appena passate, però Presidente, ci danno anche i nostri telespettatori che magari non tutti sono del settore, oppure alcuni magari lo sono, hanno piacere di sentire dalla sua voce autorevole, dal vostro punto di vista, come sono andate le cose, perché poi ognuno vede dal proprio piccolo angolo prospettico, non c'è stato ancora modo di confrontarsi con gli altri, se non prima in previsione, no? Quando si facevano le valutazioni a riempimento, meno, disdette, ci sono, non ci sono, insomma, che cosa vi risulta? Beh, certo, allora noi cerchiamo di fare gli operatori, gli addetti ai lavori e quindi di non basarci solo ed esclusivamente sulle sensazioni, ma di analizzare i numeri, e abbiamo a disposizione anche delle piattaforme tecnologiche che ci danno un po' quella che è il trend, la tendenza, il tasso di occupazione delle nostre strutture, e su queste ci siamo affidati per fare un po' un'analisi pre-pasquale e diciamo a consuntivo dopo la Pasqua. Abbiamo avuto sicuramente l'aspettativa di una Pasqua che non era come il trend che ci aspettavamo dell'anno scorso. Quest'anno la Pasqua arrivava in modo anticipato, no? Di una decina di giorni rispetto al 2023. Ciononostante devo dire che sulle coste, diciamo, delle nostre spiagge del Veneto, nonostante delle condizioni climatiche decisamente non favorevoli, abbiamo comunque registrato dei tassi di occupazione intorno al 60-65%. È chiaro che gli operatori speravano nelle ultime ore, a ridosso della data d'arrivo, di fare qualcosa di meglio, però direi che non direi male, tutto sommato abbiamo registrato sì, una buona volontà da parte dei clienti italiani, ma anche stranieri. Sono venuti giù molti tedeschi e molti austriaci a fare questi giorni di Pasqua anche lungo le spiagge del Veneto. Ecco, che cosa, interrompo un attimo per capire, soprattutto il turista straniero, che cosa ha cercato, che cosa nelle nostre spiagge in questo periodo? Ma in questo momento è chiaro che non si attende di venire nelle spiagge del Veneto per stare sotto il lettino a prendere il sole. Certo, se c'è un po' di sole non guasta, e loro sono i primi a chiedere di poter uscire, di stare magari a bordo delle piscine e delle strutture, nonostante le temperature non siano ottimali. Però c'è anche una grande attenzione all'ambiente, al fatto di poter passeggiare in un ambiente tipo le spiagge, che magari non sono ancora così attrezzate, ma sono libere, hanno decisamente un loro fascino, e soprattutto di approfittare, devo dire, dell'offerta enogastronomica, che comunque è attiva, è viva, e sempre più ristoranti restano aperti anche nei periodi, diciamo, pre e post stagionali, dando quindi una prospettiva alle persone di poter assaggiare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. E poi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo sempre le nostre città d'arte, sempre grandi attrattori come Venezia, come Verona, come Padova, che sono sempre comunque facilmente raggiungibili a poche ore dalle nostre spiagge, che sono sempre un elemento diciamo di grande vantaggio da poter spendere nei confronti di questo tipo di clientela che ama il bel paese, che ama il bel vivere, e questo noi dobbiamo cercare di continuare a dare ai nostri ospiti. Infatti noi ci rendiamo conto che per chi vive in zone della Germania, in zone dove c'è un clima anche un po' più rigido, solo il fatto di andare vicino al mare è un qual valore aggiunto incredibile, per cui effettivamente per noi a volte risulta difficile perché siamo abituati al mare, caldo, belle giornate, però diciamo che c'è una forma di turismo diversa. Guardi, noi di questo non ce ne dobbiamo mai dimenticare, perché il rischio è proprio di darlo per scontato. Vivere ad esempio lungo la costa nel periodo invernale può sembrare un'esperienza non particolarmente, come dire, entusiasmante. In realtà ha un fascino incredibile anche nei periodi diciamo fuori stagione. Devo dire che qualche operatore ha anche incominciato a capire che esiste un target di clientela che predilige addirittura di venire nel pre e post stagione, che sono periodi normalmente un po' meno affollati, no? Dove quindi si può vivere la natura, l'ambiente, le zone circostanti e appunto l'enogastronomia che le dicevo prima. Certo. Però, insomma, non c'erano solo le spiagge che a Pasqua hanno funzionato, devo dire che... Come è andato il resto? Sì, devo dire che le terme hanno fatto un exploit molto positivo, d'altra parte questo avviene ancora spesso. Sì, è un trend che si sta ripetendo ormai da qualche anno, ed è chiaro che nel
casi in cui abbiamo delle condizioni meteorologiche non favorevoli, le terme e le città magari ne hanno da godere di più rispetto a altre realtà, e così è stato. Abano, Montegrotto, il nostro bacino termale ha lavorato davvero molto bene, avevamo quasi occupazioni dell'80-88% a una settimana prima della Pasqua, che sono arrivate probabilmente a sfiorare il sold out, e se non addirittura averlo consolidato nei giorni, diciamo, gli ultimi proprio della domenica e del lunedì di Pasqua, quindi molto positivi. Le città d'arte hanno avuto invece un recupero negli ultimi giorni, le ultime 48 ore prima della Pasqua. Addirittura sottodata. Molto sottodata, si è atteso probabilmente qualche indeciso che voleva optare magari per le destinazioni della costa, viste le condizioni climatiche, ha virato per una vacanza all'insegna della cultura, e grazie appunto a Venezia e grazie a Verona queste due città forse hanno attratto e hanno avuto un picco nelle prenotazioni delle ultime ore, che non si è verificato ovviamente per le zone costiere. Il lago è in linea con la costa, che è un altro dei nostri prodotti, un fiore all'occhiello. È un punto di forza del lago di Garda, del Veneto, non solo per la parte appunto, diciamo, chiamiamola leisure balneare, ma anche e soprattutto per la parte dell'enogastronomia. Lì abbiamo veramente delle grandi eccellenze, poi insomma il mercato soprattutto tedesco è molto sensibile a queste eccellenze che vanno dal vino all'olio e appunto alla gastronomia. Credo che sono fattori importanti sui quali bisognerà continuare a investire in maniera significativa, senza perdere quella che è la nostra vera identità, cioè l'essere italiani, e senza stravolgere con cucina internazionale. Noi abbiamo un territorio straordinario, abbiamo dei prodotti di prima scelta, e dobbiamo continuare a puntare su questo, secondo me. E poi amano molto anche le escursioni, a prescindere dal tempo, si muovono, vanno a fare camminate, trekking un po' ovunque, mentre noi siamo un po' più resti, noi italiani, quando vediamo un po' il maltempo evitiamo, no? Invece diciamo, loro imperterriti affrontano qualsiasi situazione. Sì, sono un po' più, diciamo, avventurosi da questo punto di vista. Io stesso, guardi, ho avuto modo di parlare con alcuni ospiti delle nostre strutture e di avere questa conferma, no? E a volte, scusandoci, ci dispiace un po' per il tempo che avete trovato, e ricevevamo come risposta, ma guardi che per noi non è un problema, siamo venuti qui per rilassarci, per leggerci un libro, per camminare sulle vostre spiagge, per fare un giro con le biciclette, per fare un po' di trekking anche all'interno della laguna. Ci sono dei percorsi straordinari, quindi forse siamo noi operatori che dovremmo credere un po' di più al valore di tutto questo e puntare nel prossimo futuro a temi che soprattutto mettono l'ambiente al centro, no, delle scelte strategiche e delle prossime decisioni che saremo tenuti a prendere in termini di investimenti. Infatti dopo ne parliamo anche di questo, perché abbiamo parlato con tanti operatori del settore immobili, ristrutturazione eccetera, di questa direttiva green, che è interessante. Siamo stati anche sollecitati dai telespettatori di affrontare questo annesso al settore turistico, ma ci arriviamo. Turismo di esperienza, Presidente, è cambiato qualcosa? Se ne parla un po' ovunque di questo trend di cambiamento nelle aspettative del turista, di chi diventa turista, perché poi prima o poi, in un momento o nell'altro, tutti diventiamo turisti. Guardi, io dico spesso e volentieri, uso un termine che vale per i nostri operatori, cioè per fare turismo bisogna fare i turisti, cioè bisogna mettersi nei panni di chi è poi l'utilizzatore di un prodotto che noi andiamo a proporre. Il trend non è cambiato, si sono un po' accelerate alcune sensibilità rispetto al passato su alcuni temi, che sono quelli poi magari che ne discuteremo, appunto legati alla sostenibilità, all'efficientamento energetico, al green. Poi siamo di fronte a delle generazioni di clienti diversi. Adesso ci sono delle generazioni giovani che incominciano a muoversi, a frequentare le nostre strutture, che hanno delle aspettative di un certo tipo. Ci sono i clienti magari un po' più classici, chiamiamoli così, che hanno aspettative diverse, quindi anche il modo di rapportarsi con gli operatori è più diretto, è più fatto di relazione, e quindi un po' meno tecnologia, mentre per i giovani apprezzano molto di più queste, diciamo, innovazioni tecnologiche, di cui dovremmo sicuramente tenere conto. Ma quello che sta alla base, che ci sia tecnologia, che ci sia relazione diretta, è sempre la parte esperienziale. La parte esperienziale non è solo una bella camera o solo un bel mangiare appunto nei nostri ristoranti o un bel territorio, ma è un mix, cioè la capacità combinatoria
che l'operatore ha di mettere insieme tutti questi aspetti, seppur per un breve periodo di soggiorno di un cliente. Più sei capace di mettere in campo un equilibrio, questa capacità combinatoria di più elementi, più si fa anche un'innovazione di prodotto, che è forse una delle cose più richieste in questo momento nel nostro settore per garantire la competitività delle nostre aziende. Infatti anni addietro era la struttura che si presentava, uno sceglieva la struttura, adesso invece molti scelgono anche il pacchetto connesso, no? Che tipo di esperienza ti può far vivere quella struttura, anche se non è magari una posizione centrale, per alcuni turisti, magari anche quelli più giovani, anche se non è centralissima ma in una location particolare dove ci sono delle opzioni diverse, dove c'è qualche cosa che ti contraddistingue la tua vacanza, allora puoi muoverti anche da una città vicina a quella location, perché lì farai quell'esperienza che ti farà staccare la spina, che poi è questo, no? Io credo che nel momento della scelta di un cliente, ma non è un tema che nasce recentemente, c'era anche prima, sebbene forse in modo un po' minoritario, ma il cliente ha delle aspettative di trascorrere un periodo di vacanza in un certo modo e vivere determinate emozioni, quindi il processo di scelta non è dalla struttura verso la destinazione, ma dalla destinazione verso la struttura, cioè prima cerco di individuare dove voglio andare perché so che in quel territorio posso fare determinate esperienze. Pensiamo ad esempio al cicloturismo, quanto vale da questo punto di vista, per citarne uno, ma ripeto, ci sono tutti i percorsi dell'enogastronomia che sono altrettanto importanti. Noi abbiamo recentemente il nostro governatore che ha lanciato l'eroica, no, del percorso sui nostri colli per quanto riguarda il prosecco, le cantine, altra eccellenza importante, fa sempre parte del pacchetto esperienziale. Quindi io credo che gli operatori però l'abbiano capito da tempo, cioè il prodotto deve essere apposto in termini di accoglienza, di fruizione dei servizi della struttura ricettiva, ma poi deve essere assolutamente in grado di dare informazioni qualora il cliente non le abbia già ancora prima di arrivare, perché spesso capita a volte che può capitare, insomma, che il cliente abbia delle informazioni che gli operatori magari non sono ancora così sensibili e poi piano piano si adeguano. Molto spesso il cliente vuole sapere se noi siamo a conoscenza di quell'eccellenza sul nostro territorio, quindi è importante anche la formazione degli operatori stessi. Allora, se lei pensa che adesso si pensa alla montagna solo per andare a sciare, non è così. Si pensa al mare solo per andare a prendere il sole, non è così. Cioè, anche se io faccio una scelta di questo tipo, mi aspetto però di fare delle esperienze che non siano solo legate esclusivamente a quel tipo di classico prodotto. Questo cosa vuol dire? Che gli operatori di queste aree devono anche informarsi e mettere in rete la comunicazione e la fruizione di alcuni servizi che vanno anche oltre al prodotto classico, che può essere quello montano, l'acquale, balneare o della città d'arte, e quindi dare questo tipo di informazione al cliente, ripeto, quando questi magari non l'abbia già ancora prima di arrivare, perché oggi con internet e la tecnologia tutto questo è molto disponibile. E quindi formazione continua, questo è un altro aspetto molto importante che ci avvicina anche ad altre tematiche calde. Facciamo così che andiamo in pubblicità qualche secondo, voi restate sempre con noi su 19, ci ritroviamo con il Presidente a tra poco. Stiamo parlando di essere aggiornati, tutto quello che il territorio offre, che quindi anche ti arricchisce la professione stessa di chi gestisce una struttura di ricettività, perché non è più star lì e appunto, come diceva lei, poligono dare delle chiavi, ma vuol dire aggiornarsi, formarsi, ricevere degli stimoli e poi saper trasmettere qualche cosa che possa far entusiasmare, appassionare il cliente di quella località, di quel posto. Non è semplice, ci vuole un'empatia, ci vuole una carica anche di energia che voi però, che siete magari titolari di queste strutture, non potete far tutto, dovete saperla trasmettere ai vostri collaboratori. E questo è questo passaggio che sembra quasi banale, e da dietro ci sta tutto. Ma allora, da sempre il turismo è stato, è e continuerà a restare un fenomeno sociale di vicinanza. Cioè, per fruirne bisogna andare sul posto. Noi gli alberghi non li possiamo, come dire, delocalizzare altrove, vendiamo il prodotto del nostro territorio e quindi credo che abbiamo il dovere di essere ambasciatori
del nostro territorio, ambasciatori di italianità, perché questo è che anche un cliente straniero si aspetta quando viene in Italia dopo essere stato magari bombardato da tutta una serie di informazioni mediatiche sull'Italia, sui suoi prodotti, sulla moda, sulla cultura, sull'arte. E quindi questo prevede che noi, anche se, ripeto, siamo soggetti a un determinato prodotto, perché siamo operatori della montagna piuttosto che del mare, del lago, delle città d'arte, dobbiamo però anche interessarci di quello che ci sta intorno a tutti noi, perché oggi anche i treni all'alta velocità consentono di raggiungere velocemente delle destinazioni, magari partendo la mattina e rientrando in albergo per la sera. Si può andare a Milano piuttosto che a Roma, a Milano a fare shopping o a Roma a visitare i Musei Vaticani e quant'altro. Quindi è chiaro che in una giornata magari di mare in cui il meteo non è così favorevole, il cliente possa decidere di spendere una giornata e chiedere delle informazioni all'operatore, e quindi noi dobbiamo essere pronti a dare questo tipo di informazioni, non farci cogliere impreparati, a valerci anche di alcuni supporti che mettono in rete le informazioni di tutto questo, ma credo che resti sempre alla base questa capacità di sorprendere un po' il cliente e fargli vivere veramente una esperienza che possa ricordare al momento del suo rientro a casa. Non c'è del lavoro da fare ancora, indubbiamente. Abbiamo sicuramente l'esigenza di formare non solo gli imprenditori ma anche i nostri collaboratori, e uso un termine collaboratori non a caso e non dipendenti, perché credo che il termine collaboratore preveda anche, diciamo, un coinvolgimento del nostro staff in quelli che sono gli obiettivi aziendali, e questo aiuta poi anche a risolvere altri problemi che sono quelli del capitale umano, cioè un coinvolgimento di tutta la squadra dell'accoglienza nelle strutture ricettive, che sia in grado di dare la giusta percezione di quello che è l'aspettativa di un cliente e, insomma, fargli trascorrere una vacanza come lui si aspetta di fare. Quindi la formazione è importantissima, è forse un aspetto che abbiamo anche un po' dato anche questo un po' per scontato e un po' sottovalutato. Ci sarà da fare un grande lavoro su questo. E le dico, anche noi come Federalberghi Veneto stiamo stringendo delle collaborazioni con l'università, credo che sia un partner importante, come anche con gli ITS che formano questi ragazzi, istituti tecnici superiori, per poter inserire questi ragazzi con delle competenze ben specifiche, delle skill importanti che aiutino poi l'azienda a essere sempre più competitive nel mercato. Infatti, un secondo solo che le interrompo, c'è un messaggio che era arrivato, vediamo se dalla regia me lo possono rimettere anche in onda, così lo leggiamo anche i nostri telespettatori. Buongiorno, mi sono fatto fare un preventivo per 10 giorni al mare in hotel 3 stelle, mezza pensione, siamo in 2 più 2 figli. Bene, vi dico che mi hanno preventivato oltre 5.000 euro, poi ci saranno le spese accessorie, mi spiace, declino. Ma guardi, il tema del rapporto qualità-prezzo è difficile fare una media, cioè non siamo oggi nelle condizioni di dire che tutti gli alberghi a 3 stelle costino 5.000 euro, che costino 2.000 euro. Bisogna capire intanto la tipologia di struttura, al di là della classifica che alle volte può essere anche un po' fuorviante, ma bisogna capire la qualità dei servizi che vengono erogati. Oggi è indubbio però, questo credo che non lo possiamo dimenticare, che il costo delle materie prime ha inciso in maniera significativa sul pacchetto vacanza, così come ha inciso il costo dell'energia elettrica. Sebbene adesso ci sia stato un po' un ridimensionamento in tal senso, non siamo certo tornati ai valori che avevamo prima del 2019 pre-Covid, anche per quanto riguarda il consumo energetico, ma questa è una cosa che credo che vediamo tutti quando andiamo a fare la spesa, il carrello della spesa, ci rendiamo conto di quanto è aumentato in maniera significativa. Ciò detto però, esatto. Quello che voglio sottolineare è quello che è importante, credo, sia sempre una grande attenzione al rapporto qualità-prezzo della struttura ricettiva. Se un albergo, adesso io non conosco la tipologia d'albergo e non voglio entrare nel merito di questo, ma se quella struttura evidentemente è arrivata a fornire un pacchetto vacanza su quel prezzo, dovrà stare molto attenta a non creare aspettative sbagliate ed a erogare i servizi all'altezza di quanto viene richiesto. Credo che l'anno scorso, in periodi di grande polemica dove sembrava che tutti gli italiani fuggissero
in Romania, no? E nelle spiagge della Croazia, aver scoperto poi che anche in quelle destinazioni i prezzi erano purtroppo, dico, in maniera significativa aumentati, e quindi non poteva essere certo diverso per chi vuole continuare a erogare qualità. Il prezzo purtroppo ha una leva No, ma questo è significativa. correttissimo, poi si avvicina a un altro settore, però è anche vero che in genere gli imprenditori, le aziende devono rifarersi perché aumentano i prezzi di base. C'è stato un calo, per cui uno si aspettava che magari quest'anno qualche ridimensionamento ci fosse, perché l'energia costa meno, alcune materie prime sono ridimensionate, però i lavoratori, i collaboratori non hanno riscontrato un aumento della loro busta paga. E quindi questi lavoratori, quando vanno in vacanza, fanno due conti e dicono sì, anch'io lavoro in una struttura che ha aumentato i prezzi, però io quello prendo, quello tornerò a prendere e non ci sto più dentro. Non è che rischiamo che, passata la grande boria del risparmio accumulato durante i 2 anni di Covid, perché adesso tanti si giovano di questo pacchetto di soldini gruzzoletto messo via, o di alcuni che lavorando in certi ambiti hanno avuto un incremento di reddito, molti altri lavoratori non si possono più permettere certe cose, quindi noi o abbiamo il turista straniero oppure ai noi. Però guardi, sì, lei ha ragione su questo, io non capisco la difficoltà perché indubbiamente è un tema al quale siamo molto sensibili, però la responsabilità di questo non può ricadere in capo solo esclusivamente agli operatori del turismo, perché ci dimentichiamo No, no, tu imprenditori, io sto dicendo certo, in generale. Al di là degli imprenditori, le faccio un riferimento di un'istituzione che imprenditore non è, ma se pensiamo alle banche, che cosa hanno aumentato in termini di tassi di interesse, quando lei fa un mutuo è chiaro che quello poi grava nel bilancio familiare e quindi anche nella scelta della vacanza si deve ridurre. Noi abbiamo riscontrato anche una riduzione in qualche caso delle permanenze medie, cioè vuol dire che sono calate le presenze pur essendo aumentati gli arrivi. Ora sappiamo la differenza, no, tra questi due indicatori. Le presenze sono il numero di notti che un turista fa su una destinazione, un albergo. Gli arrivi sono quante persone arrivano in quella destinazione. Allora, le presenze calano quando evidentemente c'è un po' di sofferenza nella capacità di spesa del cliente, che non vuole rinunciare alla vacanza ma riduce probabilmente il numero di permanenze. Però guardi che non sono disposti a rinunciare alla qualità dei servizi, anche se fanno meno giorni, è chiaro, l'aspettativa è quella di comunque avere un rapporto qualitativo importante, e anzi sempre di più e sempre più crescente l'aspettativa in tal senso. Quindi da un lato c'è questo problema dei lavoratori che non è solo italiano, è particolarmente italiano, ma non solo italiano. Noi siamo anche in una fase delicata di rinnovo del contratto, io mi auguro che a breve arriveremo anche al rinnovo del contratto per i nostri collaboratori, perché siamo consapevoli che è una cosa importantissima anche per incentivare a tornare un po' nel nostro settore dopo anni difficili, no? È chiaro che la parte anche economica, non solo, ma anche la parte economica ha una sua rilevanza in tutto questo, quindi siamo fiduciosi che nelle prossime settimane si possa arrivare a una definizione, a una chiusura del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i nostri collaboratori. Poi mi consenta di dire anche questo, ricordiamoci che siamo in un paese purtroppo dove il costo del lavoro è forse al primato più alto in Europa, quindi anche le imprese fanno fatica a fare certi virtuosismi. Ma infatti lei ha detto una cosa importantissima, infatti la dicevo voi imprenditore generalizzato, perché è un discorso che faccio con lei come presidente categoria, ma che poi si fa trasversalmente con chiunque rappresenti un po' le categorie datoriali, è quello relativo al fatto che siccome il costo del lavoro per l'azienda è molto alto e siccome questo è un boomerang, perché dal momento in cui io non produco, faccio l'esempio più stupido del mondo, lavatrici, non vendo più lavatrici perché non posso più permettere, vendo auto, non posso più permettermi di vendere tante auto quante dovrei vendere per raggiungere certi livelli, poi non avendo fatturato sono costretto a lasciare a casa anche i dipendenti. Il mercato dell'auto adesso stiamo vedendo delle situazioni un po' particolari, per esempio, ma tantissimi altri ambiti, l'abbigliamento, commercio, abbigliamento. Certo. Quindi potrebbe essere un discorso anche proprio vostro, come tutta categoria datoriale, che si rivolge al governo della situazione, non a questo, quello passato, al governo della situazione, per dire rivediamo seriamente questo problema, perché diventa il boomerang per l'azienda stessa. Cioè dico, mi viene in mente perché lei dice una cosa che dicono tutti, il problema è il costo del lavoro, verissimo, però alla fin fine il lavoratore è quello che consumerà turismo, per esempio, che potrà o non potrà diventare cliente di una struttura. Siamo molto
molto sensibili a questo tema, non lo stiamo sottovalutando in maniera assoluta. A me personalmente dà un po' di fastidio, non mi è piaciuto come diciamo sul tavolo del contraddittorio che c'è stato tra parte datoriale e dipendenti, una sedia sia sempre rimasta libera a quel tavolo, che è quella del governo. Cioè abbiamo lasciato scontrarsi le parti dei datori di lavoro e dei dipendenti in una guerra, se mi consente, un po' di poveri, ma c'era un grande assente a quel tavolo che era appunto il governo nelle politiche del lavoro. Noi oggi abbiamo bisogno subito di un contratto collettivo nazionale del lavoro che venga rinnovato velocemente, ma abbiamo bisogno di strumenti flessibili, perché comunque guardi che le imprese, proprio perché hanno preso atto della difficoltà di reperire capitale umano e quindi di valorizzare i propri servizi e i propri investimenti, hanno cominciato nonostante tutto a mettere in campo delle politiche di welfare che sono importanti. Infatti, c'è voluto del tempo per farle capire diciamo, il modello di impresa familiare, però che rendono appetibile l'azienda. Rendono appetibile l'azienda, danno dei benefit al lavoratore, lo coinvolgono negli obiettivi aziendali e lo fidelizzano anche, e gli consentono anche di fare un percorso di crescita che io credo che sia altrettanto importante per un ragazzo che si avvicina alla nostra professione straordinaria, che gli consente di fare il lavoro credo più bello del mondo in assoluto, ma che abbia anche una prospettiva di crescita e di carriera. Questo dobbiamo, secondo me, in qualche modo sforzarci tutti di riuscire a mettere in campo anche nel piccolo modello dell'impresa familiare, che necessita di qualche iniezione di managerialità per rinnovarsi, se vogliamo, ma che consenta a questi ragazzi di entrare come boy di portineria, come i classici bell boy in termine tecnico, ma che un domani possano diventare anche dei responsabili di reparto, o perché no dei direttori, se ci sanno fare, se hanno le competenze specifiche e soprattutto se hanno la volontà di continuare a aggiornarsi. Infatti. Un altro messaggio, Presidente. Come diceva il Presidente, l'unica soluzione per giustificare un costo vacanze elevato è quello di creare un viaggio esperienziale, altrimenti il Veneto è fuori mercato, scrive un telespettatore. Ha perfettamente ragione, lo sposo in pieno, io sono perfettamente d'accordo e credo che ci sia una responsabilità della Regione Veneto in tutto questo. Noi siamo leader in Italia, il Veneto lo è per presenze turistiche, anche con gli ultimi dati che la Regione ha messo fuori, 71 milioni di presenze turistiche è il nuovo record da battere di questa Regione, ma dobbiamo fare attenzione, abbiamo una responsabilità che è quella di rispondere proprio alle specifiche esigenze adesso del mercato. Sono grandi temi che stanno venendo avanti, quello appunto della sostenibilità, del green che abbiamo detto prima, dell'intelligenza artificiale, cioè tutto deve contribuire a creare un'esperienza, e credo che nel Veneto questo aspetto sia una partita che possiamo giocare e anche vincere, perché abbiamo tutti gli elementi per farlo. Dobbiamo ricominciare a essere attraenti anche nei confronti dei giovani, perché in questo momento il Veneto ha bisogno veramente di fare il punto in modo strutturato e capire come riattrarre i giovani verso la nostra regione, perché sono una risorsa straordinaria, importantissima, che consentirà secondo me al nostro settore in particolare di continuare a essere competitivi. Senza di loro non andiamo da nessuna parte, quindi dobbiamo essere molto più attenti, saper parlare la loro lingua e creare le condizioni anche di lavoro che oggi i ragazzi si aspettano e non sono certo quelle del modello anni 50 che abbiamo conosciuto. Esatto. Allora andiamo in pubblicità, poi appunto affronteremo il tema del green un attimo, anche se ci sono ancora problemi di ricerca del personale, perché visto che l'ha introdotto in parallelo andremo a vedere e quindi risponderemo anche ai vostri messaggi tra poco. Restate con noi sempre su 19. Allora, Presidente, lei ha accennato delle dinamiche interessanti che coinvolgono tantissime categorie, ovvero la dinamica green, un modo di concepire il turismo diverso, ma anche le vostre stesse strutture. E allora sarete coinvolti da questa direttiva che ha comunque stravolto l'esistenza, intanto virtualmente, dopo vedremo anche come anche in termini economici, di un po' tutti quanti noi. Cioè in che modo verrà ad impattare anche con le strutture di ricettività, secondo lei? Ma in modo e qui rispondendo a tanti anche della categoria che ci hanno sollecitato a chiedere questo. Sarà un tema assolutamente centrale da qui ai prossimi anni, a prescindere dalla sensibilità che un imprenditore possa avere o no, dovrà fare di necessità virtù, perché questo sarà un tema che
gestirà i flussi del mercato nei prossimi anni. Lo stesso sistema di distribuzione attraverso il quale noi vendiamo le nostre camere andrà a premiare in termini di visibilità quelle strutture rispetto ad altre che faranno scelte di questo tipo, e quindi l'imprenditore non potrà non essere attento a questi temi, anche in virtù degli investimenti che molti miei colleghi, molti imprenditori del mio settore si stanno accingendo a fare. Sono investimenti significativi, diversi milioni di euro, quando si mette mano, diciamo, a una struttura ricettiva per renderla, diciamo, aggiornata rispetto a quelli che sono oggi i tempi e i servizi richiesti. E quindi quando si fanno queste scelte bisogna avere ben chiara la visione di quello che sarà l'attesa del mercato nei prossimi anni. Il tema del green è un tema assolutamente centrale. C'è una strategia progettuale adesso che è molto in voga anche negli studi di architettura, quelli un po' più diciamo di visione, che si chiama, il termine è biophilic design. Il biophilic design è quella strategia progettuale che sfrutta la naturale tendenza dell'ospite, del cliente, dell'essere umano di stare bene in mezzo alla natura, e questo deve essere portato all'interno delle progettazioni dei prossimi alberghi. Quindi utilizzeranno sempre più risorse naturali, la luce diciamo naturale anziché quella artificiale, il recupero delle fonti idriche, il recupero di energia da fonti appunto rinnovabili, tutte cose estremamente ormai chiare, fissate anche da quelli che sono i dettami del PNRR, dove molti imprenditori, da cui si attinge anche a qualche fondo per la ristrutturazione, e non potrei non farle, perché poi queste, oltre a, diciamo, una scelta che credo sia giusta, etica nei confronti di un cliente, e soprattutto dei giovani che sono ancora più sensibili a queste tematiche rispetto, diciamo, ai clienti un po' meno giovani, ma sarà anche un tema che avrà delle ripercussioni anche sul costo del denaro necessario per le ristrutturazioni stesse, perché il sistema bancario stesso andrà a premiare quelle scelte di progettualità che tengono conto di questi aspetti. E quindi sarà un tema assolutamente centrale, credo giusto, dove si faranno delle scelte credo ponderate, come le si faranno dal punto di vista tecnologico, perché anche la tecnologia, come l'intelligenza, l'AI, no? L'intelligenza artificiale che adesso arriverà, dovremo avere la capacità di saperla mixare e dosare in modo corretto, senza però spersonalizzare il rapporto con il cliente. Quindi la tecnologia va bene, però, benissimo, deve aiutare i processi, restare assolutamente, ma la relazione dovrà stare al centro con l'ospite, come un abito tagliato su misura, anzi sempre più su misura. Guardi che questo sarà un altro dei temi, cioè due clienti che frequentano esattamente la stessa struttura potranno avere offerte completamente diverse in base a quelle che sono le proprie aspettative, i propri hobby, i propri interessi. Infatti questo è anche molto importante. Leggo un altro messaggio che è arrivato: secondo me il Veneto è la regione che offre il meglio sia per i servizi che località invidiabili, a parte il mare che è solo sufficiente, ma tutto il resto è veramente notevole, scrive un telespettatore. Volevo chiedere appunto un'altra cosa. Sul mare è appena sufficiente. Insomma, però è un po' un giudizio severo, visto anche, insomma, capisco che non abbiamo il mare a volte della Sardegna o di alcune spiagge eccellenti della Puglia, però attenzione, perché la qualità dell'acqua comunque è molto buona. A volte diciamo che la Croazia ha un mare ancora più bello del nostro, ma in realtà il mare è esattamente lo stesso, cambia un po' il fondale. Ci sono dei pregi e dei difetti sui quali stiamo lavorando. Guardi che ci saranno gli investimenti molto molto significativi sulle spiagge del Veneto da qui. La Bolkestein, insomma, ha creato parecchie tensioni. Adesso non so se c'era il tempo di parlarne, ma insomma si sta muovendo, e questo è importante, cioè il fatto che ci si stia muovendo e non si stia fermi, ancorati a un vecchio modello di turismo, questo è già positivo. Poi bisogna stare attenti nella direzione in cui si prende, è chiaro, di non fare degli errori anche qua, però insomma il Veneto, sì, ha ragione questo telespettatore, abbiamo veramente tantissimo da poter offrire. A me è capitato di andare in giro in vacanza e a volte partecipare a qualche tour guidato e a fare i paragoni e dire, beh, insomma, questo noi ce l'abbiamo 100 volte meglio, abbiamo molto di più, eppure sono stato disposto a pagare magari quei $100 per un'escursione che non aveva nessun significato. Si sanno vendere bene. Si sanno vendere bene, dobbiamo imparare a farlo anche noi. Da questo punto di vista. Presidente, per quanto riguarda le strutture in sé per sé, questa
diatriba tra B&B, tra host privati che affittano alloggi e le strutture di ricettività alberghiera, poi c'è il capitolo agriturismi che sta facendo belli affari. Come la mette? Ma allora, Airbnb intanto è un operatore. Airbnb è un operatore che ha sfruttato un determinato modello, anche, mi consente di dire, un po' in assenza di regole. Quello che diciamo, la diatriba che c'è tra la parte ricettiva alberghiera e quella extra alberghiera legata ad Airbnb in particolare non è tanto il fatto che noi non vogliamo che ci sia quel tipo di ospitalità, il mercato ve lo richiede, attenzione, molto spesso anche i prezzi non sono così bassi di quel tipo di ricettività, ma quello che il nostro settore chiede è dire va benissimo, però giochiamo sullo stesso campo e giochiamo la stessa partita, con il termine che spesso si usa, stesse regole, stesso mercato, stesse regole, e oggi non è purtroppo così. Lei tenga conto che ci sono delle disposizioni sulle strutture ricettive alberghiere in termini di sicurezza sanitaria e non, oppure l'antincendio, che non sono paragonabili in qual misura nel settore extra alberghiero, soprattutto gli Airbnb, mettendo a rischio inconsapevolmente l'ospite che frequenta quelle strutture, perché non c'è l'obbligo, lì siamo in un regime di edilizia privata e quindi anche il controllo spesso non c'è, anzi direi che non c'è proprio in quel tipo di ricettività. La battaglia che noi stiamo facendo a tutela del consumatore, in questo caso il turista, è proprio dicendo attenzione, noi non siamo contro, anzi ci sono anche molti imprenditori alberghieri che hanno fatto investimenti in quella direzione, ma l'hanno fatto con un'ottica alberghiera spesso, cioè della sicurezza, anche laddove la normativa non lo imponeva. E quindi affittare oggi un alloggio bisogna fare attenzione, ci sono i requisiti dell'antincendio, i requisiti sanitari, tutti i temi legati alla legionella, tutte le vie di fuga, cioè questi temi, per quanto bello può essere diciamo la suite o l'alloggio che viene destinato, però è un tema che il legislatore deve considerare. Siccome oggi tra l'altro in alcuni casi, in alcune destinazioni la parte alberghiera è un po' contingentata, è un po', adesso il termine non è giusto contingentata, ma insomma per aprire un albergo è molto più difficile che aprire un alloggio. E non mi si venga e non ci si venga più a raccontare, ma spero insomma che anche i telespettatori abbiano capito questo, che quel tipo di ricettività è un'integrazione al reddito della signora Maria che ha la camera in più e per integrare la pensione, perché ci sono operatori che gestiscono 200, 300, 400 alloggi in modo imprenditoriale. Quindi quello che noi chiediamo su questo tema è dire è attività imprenditoriale, benissimo, regole imprenditoriali, paghi le tasse come le devi pagare, fai le tue dichiarazioni e soprattutto comunichi alla PS gli alloggiati anche per un termine di sicurezza della destinazione. Ovvio. Le vacanze aiutano il benessere fisico e mentale e secondo me dovrebbero essere oggetto di detrazioni fiscali almeno in parte, come le ristrutturazioni delle case. Qui si ristruttura il benessere fisico che non è poco. Bravissima, io non so chi l'ha scritto, ci vorrebbe il nome a dare un premio a questo telespettatore. Le vacanze sono la migliore terapia per la propria salute. E anche se per le stati di depressione, di ansia, nella maniera più stress. assoluta. Guardi, noi anche quando non c'è solo la montagna che ha queste caratteristiche, no? L'aria pura, ma è anche solo stacco mentale. La parte termale legata ad esempio a tutta la cura terapeutica dei fanghi, ma c'è anche, sono degli aspetti il mare, guardi che c'è un tema che noi sottovalutiamo tantissimo, ma ci sono molte persone che hanno problemi di tiroide, lo iodio è un elemento assolutamente positivo per il nostro fisico, per la nostra salute, per i bambini stessi, quindi non c'è soltanto vado al mare a Caole, a Bibbione, a Chioggia, a Sottomarina, a Jesolo per stare lì a prendere il sole sul lettino, ma c'è anche una questione sicuramente terapeutica, così come vado a fare i fanghi, così come vado a curare la parte diciamo artistica della mia cultura in una città d'arte. Insomma sono aspetti non si potrebbe discutere a lungo su questo, però sono perfettamente d'accordo con questo telespettatore o telespettatrice. E noi vorremmo discutere anche a lungo con lei di tanti altri temi che emergono, però siamo arrivati al termine. È volato il tempo, però la ringraziamo perché abbiamo toccato alcuni punti e speriamo di aver risposto a voi telespettatori che ci avevate sollecitato con le vostre mail su alcune questioni. Quindi Presidente, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, perché adesso ne avrà, si dovrebbe aprire comunque un bel periodo anche con non è mai mancato, per fortuna. E quindi... meglio così. Sì, bene così. Meglio grazie. Così. Grazie ancora, grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi. Scriveteci, naturalmente ci vediamo domani. Presto.